Bentrovati cari amici con la nostra e vostra terza pagina della cultura, che in questa edizione è dedicata ad una giornata molto triste, quella del 1944, il 7 aprile appunto, giorno del bombardamento della città di Treviso, la nostra città. 1600 morti, tra di essi 123 bambini e migliaia tra feriti e sfollati. Distrutti storici edifici con i loro preziosi affreschi e chissà quante altre opere d'arte. Con quello che sta succedendo oggi nel mondo, peraltro nemmeno tanto lontano, è un dovere fare la nostra parte per dare un degno contributo a un ricordo di quei terribili fatti. La nostra terra, per 1100 anni, ha avuto l'unica bandiera mai esistita al mondo con la scritta Pax, pace. E il sentimento di queste nostre immagini tratte dall'archivio storico della provincia di Treviso, accompagnate all'organo dall'amico Sergio De Pieri, che alla tenera età di 93 anni ancora oggi è in tournée in Australia, da ragazzino ha assistito al bombardamento dalla periferia della città e ha composto il brano che ascolterete. Il nostro intento è quello di ricordare perché non succeda più, di inviare un messaggio di pace con i sensi della cultura. Domenica sera poi abbiamo avuto l'onore di ricevere dal canale YouTube Azzurro Tricolore una realtà che merita di essere sempre più conosciuta perché attiva nel farci apprezzare la nostra pattuglia acrobatica nazionale, la quale, pur in formazione ridotta nell'occasione della commemorazione del bombardamento di Treviso, ha sorvolato la città. Ci ha idealmente portato con lo sguardo lassù, solo per dire, mia madre, quel giorno, a quell'ora, era in Piazza dei Signori, anzi in via Calmaggiore, quasi in Piazza dei Signori. Potete immaginare quante volte mi ha raccontato di quei momenti. E anche il concerto di questa puntata della nostra terza pagina è un omaggio alla città di Treviso, è infatti relativo al nostro primo esordio con l'orchestra da camera nel Teatro Mario del Monaco. Dalle rovine di Treviso, distrutta alla fine del secondo conflitto mondiale, alla speranza di oggi, all'auspicio di non essere trascinati nella terza guerra mondiale. Pace, pace, pace e buon ascolto.
Io direi di invitare sul palco anche il maestro Massimo Scattolin per un sontuoso applauso. Spero sia stato un lavoro di vostro gradimento, una terza pagina dedicata all'attualità e al ricordo di un tragico momento del 1944, il 7 aprile, giorno del bombardamento della città di Treviso. Grazie per l'ascolto e alla prossima.